1000 spettacoli in programma, spalmati in 2 mesi e mezzo in 51 luoghi diversi del territorio veneziano. In pratica un evento ogni 250 abitanti, probabilmente un record italiano. È il programma del Comune di Venezia per gli eventi estivi, dalle sagre alle presentazioni di libri, dai concerti ai dibattiti politici, dal cinema al circo al teatro sotto casa. È un modo di stare assieme. Ecco, fondamentalmente diamo l'occasione alle persone della nostra città e anche non della nostra città, come ad esempio col Book Fest ieri, che ha visto una grossissima presenza, di stare insieme, di avere un'offerta culturale veramente ricchissima, cinema, teatro, concerti e chi più ne ha più ne metta, laboratori per bambini, chi più ne ha e più ne metta. Recuperare i parchi Bissuola, Albanese, San Giuliano, Gazzera, Villa Ceresa, Favaro e le isole è sicuramente un compito importante e una delle priorità di questo programma. La cultura è tutto, a mio avviso. La cultura è un modo di sentire la vita e credo che non possa più essere chiusa nei contenitori e nei musei come si faceva un tempo, ma debba invece dialogare con la città, ad essere molto attiva, essere sinergica, ad essere inclusiva, e poi la contaminazione tra i vari ambiti, non solo dello spettacolo ma proprio anche della cultura in senso più stretto, a mio avviso è sempre una ricetta vincente. Eventi di cultura ma anche di comunità per recuperare spazi dimenticati o considerati poco sicuri e poi offrire a chi, colpito dalla crisi, fa fatica ad andare in vacanza o non ci andrà proprio, un luogo, un evento, un'occasione per vivere insieme agli altri la città. Consiglio a tutti di guardare il sito del Comune per quanto riguarda cultura e le città in festa per vedere che fare sera per sera.